Si allenano sotto una tenda o all'aperto dallo scorso maggio, da quando il terremoto ha lesionato la palestra Boni, su un ring improvvisato, con sacchi sistemati alla belle meglio, tra umidità e zanzare. I pugili della Box Mantova sono ospiti di una tensostruttura al migliaretto grazie alla disponibilità del Rugby Mantova, ma è in arrivo l'autunno e l'attività già precaria rischia di cessare del tutto. Diciamo grazie a Rugby Mantova ci hanno ospitato da maggio fino ad oggi, anzi fino a fine mese possiamo rimanere qua e questo è stato importante perché abbiamo un punto di riferimento per i ragazzi, che sanno dove venire, però indipendentemente dalla situazione molto precaria a fine mese non sappiamo proprio dove andare. Il comune di Mantova ha concesso l'agibilità alla palestra Boni, ma è provvisoria e vale solo per alcune attività che non richiedono l'uso di strutture fisse. La box è tagliata fuori, ma l'assessore promette un aiuto a breve. Credo che in una settimana riusciremo a dare una sede anche a tutti i ragazzi, che sono tanti, che fanno parte della Box Mantova, per potersi allenare, per poter fare la propria attività. Il tempo stringe e c'è da trovare una soluzione. Adesso iniziano i campionati regionali, gli italiani, i professionisti sono chiamati a nuovi impegni che non possiamo garantire, per cui se si ferma tutto. Stiamo pensando dal campo scuola, dalle palestre del campo scuola al palazzetto di Lunetta, per poter dare sede anche alla Box Mantova.